Quanta pazienza hai avuto nel proporre le cover, visto che ne hai fatte parecchie prima naturalmente dei tuoi pezzi? Quando? Prima naturalmente prima di cosa era successo. È preparatissimo, è venuto giù poi di CD, tutta la tua discografia. No, diciamo che sicuramente fare le visitazioni, comunque suonare anche musica che non sia proprio quella che sei tu stesso a comporre, è di grande stimolo per quello che fai, sia a livello compositivo sia a livello tecnico, sotto tanti punti di vista, quindi in realtà non bisogna mai smettere di farlo, secondo me. Allora siamo a Reality and Fantasy, dove che quando soprattutto la realtà incontra la fantasia e viceversa. In che senso? Puoi rispondere come vuoi, Diciamo che io ho scritto questo brano in America quando stavo suonando all'interno di un progetto che si chiamava The History and Mystery of Jazz con altri musicisti americani, italo-americani, tra cui c'è anche Michael Ray dei Kool and the Gang, che è un trombettista che ha collaborato anche diversi anni con Sarah, ed era un progetto che andava dalle origini del jazz, dal Congo Square, che sono i primi ritmi latini praticamente che vengono suonati in una piazza di New Orleans che prende il nome di Congo Square a metà dell'Ottocento circa, fino al free jazz. Quindi io rappresentavo lo stride piano in un tour praticamente che aveva una funzione non onnicomprensiva rispetto al genere, perché poi non poteva essere così, ma anche di divertimento dentro teatri, auditorium di college universitari, ma anche funky places, come diceva il mio amico, posti un pochino più informali. Ho scritto Reality and Fantasy, poi al ritorno da questo, in un momento diciamo di relax, al ritorno da questo viaggio, insomma, mi ha chiamato il primo editore del mio primo disco, che è Franco Daldelli di Peel Music. Mi ha fatto un contratto come autore e compositore e ci siamo confrontati per un po' di tempo, ho registrato alcuni brani e poi lui li ha sottoposti all'ascolto di Caterina Caselli, la quale ci ha chiamati per un'audizione, e poi abbiamo fatto qualche brano pianoforte e voce e poi si è chiamato per il contratto.